Marano Vicentino si scopre improvvisamente ad alto rischio idraulico, un tratto tombinato del torrente Rio delle Pietre che attraversa la piazza centrale del paese è a rischio cedimento. Il manufatto, eseguito tra gli anni 50 e 70, è stato oggetto nei giorni scorsi di numerose verifiche e perizie. Un tratto di 600 metri tra via Canè e via Capitello richiede la massima attenzione. E ci sono dei tratti con un livello di rischio che abbiamo identificato con il rosso e che quindi significa che gli elementi strutturali della tombinatura hanno dei punti deboli tali per cui potrebbero purtroppo dar luogo a cedimenti anche improvvisi. Con una ordinanza oggi il traffico veicolare è stato deviato, spostato il mercato e il percorso degli autobus, ma c'è anche un tratto del torrente che scorre sotto le case e attività commerciali. Alcune palazzine sono state fatte sgomberare. Arriverà anche per loro una nuova ordinanza che li obbliga ad intervenire per risolvere le situazioni di rischio, perché chiaramente gli edifici sopra, su cui non abbiamo ovviamente fatto nessun tipo di perizia perché quella spetta ai tecnici dei privati, però gli edifici costituiscono un rischio per la pubblica incolumità, non solo perché in conseguenza di un cedimento della tombinatura potrebbero avere dei problemi anche gli edifici, ma perché se dovesse cedere qualche parte della tombinatura con un edificio sopra, chiaramente creeremo anche una occlusione di un corso d'acqua con i problemi che possiamo immaginare. Il Rio delle Pietre è generalmente in secca durante tutto l'anno, ma costituisce una valvola di sfogo insostituibile per lo smaltimento dell'acqua nei momenti di forti precipitazioni. Questa è la priorità data agli interventi che ora Comune e Consorzio di Bonifica dovranno approntare. L'intervento sarà rispettoso di questa condizione e del fatto che dobbiamo imparare dagli errori che, ripeto, a partire da purtroppo gli anni 50 sono stati fatti sul nostro territorio.